Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano, siamo al Gran Premio di Austin. Poi, allora, 12° posto in griglia, purtroppo le qualificazioni non c'è niente da fare, non abbiamo il giro secco, sta al monoposto, non ha il giro secco. Vabbè, comunque il 12° posto non è male rispetto al 21° della scorsa gara. Allora, ragazzi, le previsioni sono nuvoloso, dopo un po' di sole pieno, poi ancora nuvoloso e forse fine gara pioggia. Staremo a vedere, ragazzi. Noi comunque dobbiamo fare bene, abbiamo 5 punti di distacco da Hamilton, siamo secondi, il mondiale è ancora apertissimo e ci sono scommesse in ballo. Ragazzi, c'è molta tensione. Ci si gioca il mondiale, piloti, costruttori è quasi perso chiaramente, ma il piloti no. Adesso proviamo l'internazzo, c'è bisogno di questa curva pericolosissima, voli verso il cielo per poi andare giù. Attenzione che le Mercedes non sono avanti però, Adesso queste sono le curve pericolosissime queste. Però insomma Austin è una gara non, cioè abbastanza favorevole, diciamo. Dovrò superare Verstappen e superiamo l'olandesino e c'è già Hamilton, signori. Gigi Hamilton è al quinto posto, quindi anche Hamilton non è in condizioni devastanti. E adesso siamo a caccia, signori. Siamo a caccia di Lewis Hamilton che è del quinto posto, noi sesti. Incredibile. Sarà un mondiale incredibile, ragazzi, che si deciderà probabilmente all'ultima gara, salvo insomma ritiri o cazzate varie. Dai che stiamo arrivando anche noi. Le due Mercedes sono quarte e quinte, incredibile. Veramente incredibile. Dai cavoli. Non dobbiamo perdere chiaramente il ritmo, dobbiamo stare incollati alle Mercedes. Ah, qua vado lungo, calma. Primo giro record di Jenson Button, che è anche il primo in classifica. Attenzione, Gigi ci prova, Gigi la trottola ci prova. Attenzione, Rosberg lo lascia superare. Questo è un gioco di squadra bello e brutto, non ci credo, vabbè dai. Bello e buono, anzi sì, bello e brutto, scusate ragazzi. È lungo, devo stare calmo, calma. Mi ha fatto proprio incazzare sta cosa, incredibile. Sì, Rosby ha lasciato passare il compagno. Se devo buttarmi ci prova il Cume. Mamma mia. Hamilton rimane davanti, ma adesso andiamo noi ragazzi. Siamo quarti, siamo davanti a Gigi. Siamo davanti a Gigi, relax. Molto indietro Sebastiano. Tra un po' dobbiamo anche abbassare la miscela, perché sennò a fine gara ci becchiamo i problemi meccanici. Adesso cercare di guidare la più pulita possibile, recuperare da Alfonso, Button e Ricciardo mi sembra. No, ancora lungo questa curva, oggi proprio non va. Hamilton è attaccato comunque. Non stiamo guidando al massimo, proprio per niente. Siamo su standard. No, questa è una brutta notizia. Sarà una lotta durissima con Hamilton. Purtroppo i primi tre se ne stanno andando. Bisogna capire anche con le strategie. Nessun problema, tutte e 22 le monoposto in gara, non ci sono state bandiere gialle, non c'è stato niente, tutto tranquillo. Le Mercedes sono là, sarà una lotta con Hamilton.
Comunque dai, non siamo ancora distanti dal duo McLaren e Ricciardo. Solo che è duro, ragazzi. Oggi le Mercedes non sono competitive. Sì, Ricciardo supera Button. Stiamo già girando meglio. Adesso attenzione, yellow e bandiera verde. Arianto fuori. Primo ritiro, appena detto, il ritiro per Arianto. Problemi per Arianto. Mamma mia. Di bruciarne un po' se serve. Grazie ingegnere. Per guardare Arianto se era ancora fermo, ho fatto l'erroraccio. Siamo molto come si dice, fallosi, cioè no, fallosi, scusate, che mi sto concentrando sulle curve. Commettiamo molte sbavature, ecco, cioè non va bene. Molto bene sto passaggio, quantomeno siamo riusciti a parlare e fare due curve, è già qualcosa. Ok, hanno rimosso la monoposto di Arianto. Virtual safety car, fuori Grosjean, virtual safety car. Oh, madonna, sto delta. Tanto Rosberg ha superato Hamilton, attenzione. Sì. Osso, ok. Hamilton è andato ai box allora, Gigi ai box. Allora. Ma che cazzo? No, non ci credo. Ma dai, non ci credo, vabbè. Non ho parole. Ecco, guarda, meno male che mi ha rilasciato passare, per fortuna. Ok, no, perché sennò mi giravano veramente i coglioni. Ok, rimettiamo miscela. Mettiamo miscela grassa adesso. È un momento importante. Adesso inizia il valzer e il pit stop. Noi siamo ancora messi bene perché chiaramente abbiamo le gomme nuove rispetto ai primi 10. Un poco portiamo anche la posizione con la safety car, con la virtual. Ragazzi, vado ai box, ho provato a fare una strategia un po' più lunga, non lo so, ho paura di aver sbagliato sinceramente. Pensavo di tenere di più le gomme, invece negli ultimi 2 giri e mezzo sono stra crollate, vabbè. Penso che finirò intorno alla 12ª/14ª posizione, quindi insomma molto male. Per un giro in più rischio di perdere tantissimo. Ai. Vabbè. Sosta per il Cume. No! Mamma mia, sono andato un po' lungo. Vabbè. Mamma mia quanto ho perso. Mamma mia che strategia sciagurata in una gara così importante. Non ho parole. Ai. 14esimi l'avevo visto. Adesso devo attaccare come un porco. Vai. Speravo anche magari una safety car o qualcosa, andare ai box diciamo così, ma non si può sperare su questo. Adesso dobbiamo attaccare subito. Per carità qualcuno deve ancora andare ai box sicuramente, tipo loro, perché
Mamma mia quanto ho rischiato. Meno male che non ho rotto niente. Sì, no. Ok. Perfetto. 19 giri. Adesso bisogna attaccare tantissimo. Verstappen 12esimo, che Verstappen ha perso tanto però. Sto superando Kvyat, due rivali che hanno fatto cambio di sedile. Adesso dobbiamo spingere, non dobbiamo recuperare assolutamente. Eravamo davanti a Hamilton e un giro e mezzo in più fuori ci ha fatto perdere 9 posizioni. Mamma mia, va bene, dai. Adesso con calma recuperiamo. Come sente la pressione, ragazzi. Anche Vettel ai box. Stiamo recuperando su Kvyat. Dobbiamo superare il prima possibile questi. Dai, 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 dai. Anche Vettel, strategia forse discutibile. Ok, superiamo anche Kvyat. E adesso c'è Max Verstappen davanti, anche lui messo non benissimo con una miscela, una mescola migliore della mia, più morbida, le super soft, noi le soft. Sarà molto molto dura. Stiamo spingendo al massimo anche con la miscela e vediamo. Però siamo indietro, Purtroppo siamo indietro. Non siamo neanche in zona punti in questo momento, siamo fuori dalla zona punti. Dai, cazzo, sono tutte vicine, per carità del Signore, però veramente il podio ormai, insomma, salvo un safety car, robe incredibili, ho paura che... Grazie, amore. Però lui era super soft, cazzo. Andiamo lunghi. Questa curva oggi non la prendiamo. Qualcuno ai box, uno ai box. No, due sono ai box. Ok, torniamo in zona punti. Il problema è che abbiamo perso la posizione da Hamilton, Verstappen e tanti altri. Dai, cavolo. Si sente che la miscela è migliore. Adesso siamo quarti anche come scuderia perché la Red Bull ci ha superato, ma d'altronde io voglio sviluppare per la prossima, perché è la prossima che dobbiamo vincere sicuramente, o quantomeno una percentuale più alta. Quest'anno ci siamo ritrovati qua anche grazie a svarioni di Hamilton e alla McLaren, che ha rubato molti punti alla Mercedes. Stiamo arrivando piano piano. Però sarà molto molto dura, ragazzi, stare davanti a Gigi. Mi fa piacere. Ok, l'usura è ancora buona, siamo ancora messi bene. Vedere Verstappen quando è andato a rimettere le super soft, perché adesso lui comincia ad avere un'usura sicuramente superiore, quindi magari compenso la miscela più dura con un'usura maggiore. Tanto vai box altra gente. Ok, siamo ottavi. Stiamo girando bene adesso. Infatti siamo molto vicini a Verstappen e alle super. Dai, cacchio. Bisogna superare qualcuno in pista, ragazzi, Quando prendi male sta sezione sono dolori.
poteva andare peggio. Sarà un osso duro Verstappen, ma possiamo superarlo. Buono. Ok, se possiamo usare anche il DRS. Dai, riprendiamo la scia e andiamo. Arriva il sorpasso sull'olandesino volante. Adesso c'è Pippo Massa, signori, Pippo Massa da superare. Il distacco è 1,4 secondi. Che stiamo usurando il motore in maniera importante. Ragazzi, Hamilton ha qualche problema, sta rallentando, me l'ha appena detto, e fra 3 minuti piove. Però io devo capire cosa fare, se mettere le super soft o aspettare e rischiare di perdere tempo. Ma c'è Gigi che sta rallentando, me l'ha appena detto l'ingegnere, ragazzi. Mamma, c'è tensione, ragazzi. Adesso sbaglia la strategia, vuol dire la fine, cazzo. Ah, brutto errore questo, molto brutto. Hamilton sta rallentando, però mi ha detto, sì, non mi sembra, però vabbè. Cosa faccio, cazzo? Provo ad andare ai box. E speriamo dopo di tenere con le gomme asciutte. Cioè con le gomme da bagnare, da asciutto. Non ce la faccio più, perdo troppo tempo. Tanto sarà una pioggia leggera. Bisogna capire in quanti giri può arrivare il bagnato. Hanno un rischio veramente duro per il Kuma, ma non ha alternative. Se no perdevo troppi secondi, non sarei mai arrivato. Non sarei mai arrivato, raga. Siamo ottavi. Speriamo nel rallentamento di Hamilton. A me non me ne frega un cazzo degli altri, basta stare davanti a Gigi. Che mondiale, ragazzi, solo il Kuma può fare sti mondiali. Tutti che si giocano all'ultima gara, alle ultime gare, così. Mamma mia, però il cielo è bruttino, eh. Devo pregare che sia una pioggia leggera, come ha detto lui, e che non deve bagnare la pista da mettere le intermedie, se no ho fatto una sosta per il cazzo. Anche se era in realtà comunque non potevo tenere altri 3-4 giri, perché comunque adesso ancora non piove, quindi ora adesso almeno 3-4 giri per la pioggia. Se adesso cominciamo a vedere le prime goccioline, almeno 3-4 giri con la leggera. Scusate ragazzi se ascoltate a parlare, se riesco a formulare frasi di senso compiuto, ma è difficile. È difficile mentre stai guidando, mentre fai queste curve, mamma mia. Stiamo anche spingendo adesso le medie Vettel. Vediamo se mi fa passare Vettel come ha fatto Rosberg con Hamilton. Stiamo cercando veramente di dare tutto. Dobbiamo dare tutto adesso. Vediamo un po'. Ci riusciamo a stare almeno davanti a Gigi. Strategia da rivedere per le Ferrari qui a Austin, però, Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,1 secondi. Stiamo andando a prendere Vettel. Dai, come spingi sto catorcio infernale. Comunque Hamilton non mi sembra avere troppi problemi, sinceramente, purtroppo. Nuvoloni veramente minacciosi, raga. Ci si è fatto bene a mettere le super, perché era veramente impensabile di fare altri giri così. Ma dove la vedo una pioggia leggera? Dobbiamo già andare ai box. Non la teniamo più, a sto punto si poteva aspettare. Pazienza, peccara, non ho parole.
Non ho parole, raga. Non ho solo mandare che la Ferrari vada avanti, mamma mia. Che disastro, che disastro. Siamo tutti ai box. Hamilton è appena partito. Ma non siamo lontani da Gigi, però, attenzione, La Gigi ha problemi, sì. Non siamo lontani da Gigi, incredibile, possiamo ancora stare davanti a Gigi. Possiamo tentare il miracolo, anche se sarà un'impresa disperata. C'è Massa in mezzo al Cume e a Gigi. Mamma come piove, qua sono già forse da full tra poco. Ma incredibile, è incredibile. Ma non hanno capito un cazzo quelli del meteo, ma non ci voglio credere. Meno male che la pioggia leggera, sta arrivando un diluvio universale qui a Austin. Speriamo di recuperare su Massa e Hamilton, madonna. Devo stare un po' con la miscela standard e provare negli ultimi 2-3 giri, però è pazzesco. Attenzione, Hamilton ha problemi, sì, si fa superare anche da Massa. Lo possiamo prendere almeno Gigi, almeno qualche punto lo possiamo rosicchiare, dai. Battono ancora le software. Attenzione, yellow flag. Hamilton fuori! Attenzione, ritiro di Gigi! Ritiro di Gigi! Ritiro di Hamilton, non ci voglio credere! Fuori Hamilton! Fuori Gigi! Fuori Gigi! Siamo settimi, ma Hamilton non prenderà punti in questa gara, stiamo calmi. Non ci voglio credere, cazzo, siamo solo settimi. Mamma mia. Attenzione, qualcuno va ai box. Qualcuno va ai box. Attenzione, Vettel ai box. Errore di Vettel che aveva ancora le medie. Incredibile sesti. Ma Gigi è fuori in diretta, in esclusiva su Cume Television. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, qualcuno ci ama lassù. Ce lo vogliono regalare questo mondiale, ma stiamo calmi. Tutto potevo pensare, ma no, il ritiro di Hamilton. Non superare anche Massa, almeno tentare di superare Massa. Ma Hamilton fuori è qualcosa che va al di là. Mamma mia, che ritiro per Gigi, pazzesco, pazzesco. Questo è la dimostrazione che Formula 1 2016 è il più bel gioco di Formula 1 della storia, incredibile. Cosa si sono inventati? E noi possiamo tentare di superare Massa, più punti guadagniamo meglio è. Ma che errore anche di Vettel, a sto punto doveva entrare con me. Meno male che ero davanti a Vettel. Meno male, attenzione qua, andiamo lunghi. Attenzione, anche noi abbiamo problemi al motore. Anche noi abbiamo problemi al motore, speriamo bene, Beppe. Sta diluviando. Stai zitto. Speriamo bene, abbiamo problemi anche noi al motore. Mamma mia che dura, mamma mia che pioggia. Gutierrez è sotto il problema, ma Gigi no. Gigi no, Gigi nel baratro, Gigi ai box e piange. Hamilton piange, il campione del mondo in carica sulla carriera comendiana. Primo anno ha vinto Rosberg, secondo Gigi, il terzo, chi lo sa, ma ci siamo anche noi. Ma ancora lunghi purtroppo. Ho difficoltà a tenere, ho paura che Massa è insuperabile. E Hamilton è anche fortunato che lui si ritira e io non sono neanche in zona podio. Mamma che mondiale, signori, mamma che mondiale. È un mondiale sublime.
Sembrava un mondiale già scritto pro Hamilton e invece siamo stati addirittura primi per una gara e forse potremo tornare ancora primi. No, stiamo calmi. Relax. Pazzesco quello che è successo a Austin, veramente pazzesco. Perché purtroppo Massa non lo superiamo perché non abbiamo la monoposto competitiva, abbiamo il motore con problemi e in condizioni di bagnato non mi sta rispondendo bene la macchina. Ma la cosa più bella è vedere Gigi ai box che piange. Gigi ai box, guadagni una posizione, questo è il messaggio che volevo sentire. Ragazzi, inizia l'ultimo giro. Final lap come indiano. Sei all'ultimo giro. Ah, ma mi ha perso la voce anche. Ai ai ai. Massa non lo superiamo, ma a sto punto poco importa, insomma. Certo, è chiaro che se una gara diversa magari potevamo recuperare più punti, però è già un miracolo vedere Hamilton fuori. Vettura davanti è 2,5 secondi. Comunque proprio non c'è l'assetto per la pioggia in sta gara, proprio zero. Sono per niente competitivo. Vabbè. Sesto posto ragazzi, ma quello che conta di più è Gigi ai box. Guadagni una posizione. Storico Formula 1 2000 con la canzone di Placebo, ragazzi. Di Placebo. Dai cazzo, dai. Tanto vince Alonso, grande Alfonso. La McLaren, comunque anche la McLaren si candida. Il prossimo anno sarà una sfida bellissima. Ogni stagione è diversa dall'altra, ragazzi. Saranno 10 stagioni incredibili. Arriviamo sesti. Yes! Bel lavoro, te la sei cavata benone oggi. bravi tutti. Anche se la strategia è stata un po' pazza. Eccolo qua, Rosberg, Button, doppietta McLaren. Doppietta McLaren, Rosberg, Ricciardo, Massa. Bene. Più 3 su Hamilton, signori. Però attenzione a Button, che comunque ha 31 punti e Rosberg 39, quindi in realtà non c'è ancora nulla di scontato, nel senso, fino al quarto il mondiale è aperto, mamma mia che roba. Siamo terzi nella costruttori, raga, un saluto dal commendone veneziano. Non ho parole, siamo grandi. Ciao!